Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora l'islamogoscismo non attecchisce solo a New York con la vittoria del socialista radicale e musulmano di religione sciita, ma dalle frequentazioni, diciamo, in bilico sull'islamismo Mamdani, il nuovo idolo del mainstream progressista. L'islamogoscismo non è qualcosa che trovate solo magari nelle banlieue francesi, dove le seconde e le terze generazioni votano entusiasti la sinistra populista e antisionista in bilico sull'antisemitismo di Mélenchon. L'islamogoscismo è un fenomeno inquietante che connota tutte le società europee occidentali, ahimè, avanzate o presuntamente avanzate, e la dimostrazione ce l'ha fornita oggi un racconto interessantissimo nel senso dell'inquietante pubblicato dal Tempo, che ci narra, come fa lodevolmente da mesi, le imprese dubbie, diciamo, le dubbie imprese del signor Mohammad Annun, il capo dell'API, Associazione dei Palestinesi in Italia, il quale è stato colpito da Daspo nei suoi confronti, scusate, la questura di Milano ha emesso un Daspo perché ha ravvisato il suo comportamento, alcune sue dichiarazioni pericolose, che è famoso per aver definito collaborazionisti quei poveracci di civili palestinesi che appena Hamas è potuta tornare in superficie dai tunnel sono stati presi, legati, messi in ginocchio e giustiziati perché colpevoli di non essere dei sostenitori di Hamas, un signore che gli Stati Uniti sospettano sia un riferimento di Hamas in Italia, cioè la principale democrazia liberale del globo, poi capisco che è governata dall'orco Trump, ma ancora questo è. Ebbene, questo signore sta ampliando il suo spettro d'azione, non allestisce più solo cortei pro-pal ultra antagonisti, ultra antisionisti, con dichiarazioni come dire, che vanno oltre l'antisionismo, ma si candida ormai a leader o tra i leader di riferimento di questa nuova creatura islamogoscista che sta via via sostituendo il vecchio centro-sinistra. Dopo aver infatti partecipato a un'assemblea permanente con i sindacati di base e il potere al popolo tenuta a Piacenza, si vede che le è piaciuto, ci ha preso gusto e quindi ha lanciato due assemblee pubbliche, una a Crema e una a Mantova, che si terranno prossimamente, quella a Mantova il 14 novembre, con ordine del giorno una piattaforma per cambiare l'Italia e fermare il riarmo. Sembra proprio una dichiarazione di progetto politico e la sua sembra quindi un progetto di leadership politica. A queste assemblee pubbliche parteciperanno ancora la federazione USB, i giovani di USB portuali. E attenzione, sul manifesto dell'Assemblea di Mantova pubblicato sul Tempo si legge: con la partecipazione di Potere al Popolo, PRC, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra. Cioè, scusate, due forze anche importanti che siedono in Parlamento, due partiti chiave dell'alleanza, diciamo, di sinistra del fantomatico Campolargo, comunque due partiti istituzionali che siedono appunto in Parlamento, che si inseriscono, diciamo, nella normale dinamica politica di una democrazia liberale. Questi due partiti partecipano a un evento col signor Annun, che ha definito collaborazionisti i palestinesi giustiziati da Hamas, che ha preso il Daspo per comportamento e frasi violente, che aveva già preso un foglio di espulsione dall'Italia, che è sospettato dagli Stati Uniti di legami con Hamas, che lui stesso, come racconta il Tempo oggi, si definì un fan di Hamas. È qui altro che islamogoscismo, qui c'è un collateralismo
ultra preoccupante di un pezzo rilevante di sinistra, non è solo potere al popolo, 4 sindacalisti di base, cioè 2 componenti su 3 dell'alleanza di centrosinistra, 2 partiti importanti che esprimono rappresentanze parlamentari nelle istituzioni, nelle amministrazioni locali, partecipano a incontri con questo signore, si riconoscono nell'agenda di questo signore, sono interessati all'agenda di questo signore, quindi all'agenda ultra pro-pal, antisionista, se non ambiguamente antisemita, come parole riferite dal tempo, amica di Hamas. Questa cosa è, ma capite che cioè, l'islamogofismo non è un problema di dottrina, una pippa per intellettuali o una paturnia di vecchi reazionari, è qualcosa che all'opera ogni giorno, da New York a Crema a Mantova, e che ha a che fare con la mutazione genetica, antropologica della sinistra in questa stranissima creatura che è oggi il principale fattore di minaccia alle nostre libertà, alle libertà della civiltà occidentale. Grazie a tutti, a domattina.